Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su social. Oggi è lunedì, tanto tuonò che piove. È un detto un po' forse troppo abusato, ma c'era, nonostante l'ottimismo delle 3 partite di fila, ricordo ancora una volta Monza, Milan e Lecce, 7 punti in 3 partite, c'era la paura che il Cagliari, questo Cagliari, avesse in qualche modo un calo più che un calo fisico, un calo mentale. Il Cagliari esce invece con le ossa rotte, molto rotte, non è un calo. Il Cagliari perde male 2-0 venerdì sera a Torino e lo fa nella maniera peggiore che si potesse pensare. Un Cagliari che in 94 minuti, 90 minuti di recupero, non ha mai dato l'impressione di rendersi pericoloso. Se aggiungiamo a questo la cattiva giornata di tutti i giocatori, l'unico salvabile è stato il portiere Caprile, fa capire che tutti quanti sono stati responsabili, dall'allenatore fino all'ultimo dei giocatori scesi in campo. Perché vi dico questo? Perché le dichiarazioni post partita di Davide Nicola hanno fatto infuriare e non poco i tifosi. Quelli dei social, va bene, ma insieme ai tifosi dei social ci sono anche molti che vanno allo stadio, molti abbonati, molti che acquistano il biglietto o il merchandising del Cagliari. Cosa ha detto in sostanza l'allenatore del Cagliari? Ha detto che i suoi giocatori avevano dato tutto, e già su questo potremo parlarne, e che erano stanchi. Ora, ammesso e non concesso che avessero dato tutto, ma anche su questo avrei da dire, perché se il tutto che Davide Nicola intende è il poco che abbiamo visto a Torino, io francamente mi preoccuperei, e fossi il presidente mi preoccuperei non poco, considerando che stiamo lottando per la salvezza. Secondo aspetto, la stanchezza. Il Cagliari aveva 5 giorni di tempo per recuperare la partita contro il Lecce, non aveva impegni infrasettimanali, esattamente come i giocatori del Torino. Non vedo la stanchezza e soprattutto aggiungiamoci che degli 11 giocatori che sono scesi in campo dal primo minuto, 3 di loro, ma potremmo dire anche 4, non avevano giocato 90 minuti contro il Lecce, quindi la stanchezza di che cosa? Dipesa da che cosa? Io invece credo che sia stata una manovra, ahimè, diciamo così, infelice da parte dell'allenatore del Cagliari per cercare di coprire quello che tutti abbiamo visto, cioè un Cagliari sbadato, un Cagliari svogliato, un Cagliari con poco mordente, un Cagliari che non aveva un senso dall'inizio alla fine. E badate bene, non sto parlando di giocatori, non sto parlando di moduli, non sto parlando di un calo di un giocatore rispetto a un altro. Se volessimo fare una classifica dei peggiori, vi dico la verità, io troverei molta difficoltà. Non fosse altro perché anche quelli sui quali si poteva contare a occhi chiusi, ad esempio Mina e Luperto, davvero sono stati molto insufficienti. Non mi è piaciuto neanche Piccoli, ancora una volta alle prese da solo con 2 difensori avversari, e il fatto di aver giocato buona parte della partita con il giro palla basso è evidente che questo ha creato allungamento della squadra, con conseguenza che gli attaccanti, in quel caso Piccoli e Gaetano, la palla non l'hanno mai vista. Aggiungiamoci, ovviamente anche questo per le statistiche, che il Cagliari non ha fatto un tiro nello specchio della porta in 90 e passa minuti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire incapacità di costruire, incapacità di verticalizzare, incapacità di concludere. Ora, io durante l'intervento sul 45esimo minuto ho detto
Cagliari troppo brutto per poter essere vero. Mi auguro che sia così, anche perché il Cagliari giocherà lunedì sera alla Unipol Domus contro la Lazio. Contro una Lazio avvelenata, assetata calcisticamente, si intende, di sangue, capace di perdere in casa 2-1 contro la Fiorentina, una squadra davvero avvelenata, perché abbiamo visto nel corso della partita di ieri sera, del posticipo, tanta grinta ma tanta rabbia. Certo, la partita dell'andata, ricorderete, grida ancora vendetta e quindi ci auguriamo che il Cagliari possa vendicare quella sconfitta immeritata all'Olimpico con un'espulsione fasulla, con tante scenate in qualche modo da parte dei giocatori della Lazio. Ecco, io credo che il Cagliari, se vuole conquistare punti contro la Lazio, debba cambiare completamente registro e soprattutto scendere in campo con una consapevolezza diversa. Poi è logico che il Cagliari gioca contro la Lazio e difficilmente farà una partita d'assedio nei confronti della porta di Provedere, ma è anche vero, ripeto, che il Cagliari adesso non ha 5 giorni, il Cagliari adesso ha 8 giorni di tempo per preparare questa partita con calma. Il Cagliari ha giocato venerdì sera, la Lazio ha giocato ieri sera, probabilmente non avrà Banoni in panchina, poco non è tanto importante per quanto riguarda l'economia della partita. Certo è che questa squadra, vedremo se Davide Nicolà riuscirà a infondergli la grinta che serve magari tornando, come si dice in gergo, a suo nottu. Però ricordiamoci una cosa, il Cagliari oggi è piccoli, in attacco è solo piccoli. Io credo che sia importante che questo attaccante abbia un giocatore accanto, che può essere da seconda punta o da prima punta. In qualche modo Davide Nicola lo ha fatto questo ragionamento facendo entrare prima Pavoletti e poi la Padula, ma ed è qui il mio punto interrogativo, il mio dilemma, è che i due giocatori come Pavoletti e la Padula sicuramente per me possono essere importanti nell'economia del Cagliari, ma non si può pretendere che due giocatori della loro esperienza e della loro caratura, pur con gli acciacchi dovuti all'età, entrino sempre solo gli ultimi 10 minuti nella speranza che possa avverarsi il miracolo di fare il golletto. Ecco, questo no, assolutamente no. Credo che questa squadra abbia bisogno di altro, abbia bisogno, se si tratta di La Padula e Pavoletti, di farli giocare per tempo e intanto slittano le condizioni, il rientro di Luvumbo che quindi slitta anche per quanto riguarda il curarsi o l'infortunio occorso in casa contro l'Atalanta e intanto i rossoblù salutano Azzi che ormai è andato a Cremona. Questo vuol dire che si apre una finestrella per il mercato del Cagliari, si parla di Jonsen della Cremonese, vedremo. Certo è che se fosse vero, come dice il radiomercato, che il Cagliari ha rifiutato il prestito di 1 anno e mezzo di Bonazzoli perché voleva prenderlo solo 6 mesi, beh, io qualche cosa avrei da dire. Detto questo, vedremo. Io vi saluto, vi do appuntamento per domani, nuova puntata di Effetto Sera Talk Show Social. Ricordo ancora una volta, Cagliari Lazio, lunedì ore 20:45. Domani appuntamento con Maria Lavamanca per parlare di notizie a livello internazionale. Grazie ancora, buona serata a tutti. Ciao.